Elezioni archiviate e tempo di bilanci, dunque Lega piglia tutto. In evaporazione il Movimento 5 Stelle, perde ma regge il Partito Democratico, stranezze della politica, perché se è andata bene a Quinto, a Vicenza ha perso la grande il candidato di centrosinistra, pur tuttavia il PD risulta il partito più votato. Per quanto riguarda Marostica, l'amarezza è grande in quanto il candidato Giorgio Santini è stato per noi un punto di riferimento e veramente ce l'ha messa tutta per provare ad unire. Per tornare ad avere il vento in poppa si punta a un partito del territorio con un banco di prova già dietro l'angolo, Bassano 2019. Bisognerà puntare su figure che hanno la fiducia, il rispetto e la considerazione dei propri cittadini. Credo sia un passaggio fondamentale formare e preparare nuovi futuri amministratori. Il segretario provinciale ha in mente un PD dunque made in Veneto. A livello territoriale è necessario, lo diceva oggi il segretario del Partito Democratico del Veneto, avere una nostra identità autonoma e capace di rispondere ai bisogni dei veneti. Abbiamo una nostra identità, su questa bisogna lavorare e a questa bisogna dare risposte. In attesa che anche il sindaco Poletto faccia la sua mossa. So che sta valutando e decidendo in questi giorni, quindi attendiamo anche di capire le sue valutazioni e le sue scelte.